E come spazi a rubriche settimanali Novis dal Mont. O virzin che sta appuntamento di Novis dal Mont dall'Argentina ai 22 di mai la Camera dei Deputati dalla provincia di Entre Rios e ha approvato la domanda per istituire la giornata dall'immigrato furlan. La giornata sarà celebrata a ogni 15 di aprile in ricordi che date dal 1879 quando che arrivarono i primi coloni furlans in la città di Paraná. Gli emigranti furlans hanno fondato la colonia agricola chiamata Colonia Brugo e dopo battiate 3 di febbraio è diventata cultim la cittadute di San Benito. Dalis primis vot fameis, in cui si arriva a 127 nuclei familiari furlans, al pont che in tal 1901 al vescovo di Paraná al fu domandato di nominare un plevan al fevelas furlan. A sburtà per queste domande è stata la società furlane di Paraná, col vecchio presidente Roberto Candussi e che il dicumò Gustavo Artuccio Bigot, con la poi dal deputato provinciale Jorger Mayer. E si farà sabide la convention annuale dai Furlans dal Mont che stanno dedicate al sport. A ospitale al sarà Sequals, il paese che è nasciuto primo Carnera. La convention sarà trasmettuta in diretta di Telefriuli e a presentarsi al sarà Dario Zampa, componente al consiglio direttivo dall'Ent Friuli dal Mont. Questa convenzione è la più importante annuale dai focolari furlans. Si chiatin un po' di tutto il mondo, si chiatin qui in Friuli, per fare anche un po' di cons, insomma, diciamo, che queste ente e questi focolari per il mondo. L'ente ha un grande impegno per poter mantenere vive queste realtà furlane per il mondo. L'impegno di quest'anno è un lavoro importante, come tu dicevi, è basato sul sport. E che io sento al paese di Carnera naturalmente ho creduto che sia l'emblema furlan più importante. Invece vengono 40 giovani che vengono di fur, argentini in particolare, brasiliani, uruguayani e via di sin. No? E dopo vengono una quarantina di rappresentanti dai focolari furlans e dunque io sono al massimo no? di occasione per arrivare a chiatare una clappe furlane, come si dice, no? Uniche e per tutto l'anno. Ecco, all'Elan Olympic si favelerà di sport con le ganze a Ponta Carnera, che è un grande nome. Mi piaceva che tu sottolineavi il fatto che sarà anche sti giovani, perché è vero che appunto la storia è cambiata, un po' man mano che la Zedrissa va in più lontana, sarà più difficile, però l'enti ha un svicinamento, grazie proprio ai proies di Ent Friuli dal Mont, no? Ho creduto che sia di la roba più importante ormai che di voi, di arrivare a interessare i giovani, furlans, perché io per il mondo ho i giovani furlans, in acquargi che sono furlans, fra virgolette, per via che hanno avuto così una famiglia, che hanno avuto un altro che ora dato un po' di carattere nostrani, insomma. E dunque questi scambi, ho creduto che siano i più importanti. E vengono qua e tu vedi a te soddisfatti, e hanno gusto di vedere qual era il loro nonno, la che l'aveva, il suo bisnonno. Insomma, è una formula, ho creduto, vincente che l'ente sta mantenendo. Si è sabato prossima allora. Sabato prossimo mi raccomando che è una giornata più importante dall'ente Friuli nel mondo e dai Furlans per il mondo. E anche per usgnotta le dut, gnovis al torne domani sera, sempre a 9, mancul 20, mandi e buone serate.